Buongiorno e ben trovati a questa edizione del nostro telegiornale che apriamo con la cronaca. Grave incidente sul lavoro la notte scorsa in una fabbrica nella zona dell'autoporto di Gorizia. Un uomo di 36 anni è rimasto schiacciato al torace da una pressa. Immediata la chiamata di aiuto da parte dei colleghi al 112. L'uomo è stato stabilizzato e trasportato in ambulanza all'ospedale di Gorizia. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Gorizia per favorire i soccorsi. Le indagini dei carabinieri e degli ispettori dell'azienda sanitaria mirano ad accertare le cause dell'incidente e il rispetto delle procedure anti-infortunistiche. Non si placano le polemiche dopo le dichiarazioni del senatore Roberto Menia, contrario all'insegnamento del friulano a scuola. Non vuole entrare nella diatriba politica l'assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, il quale sottolinea comunque come compito istituzionale dell'amministrazione regionale sia quello di valorizzare e promuovere le lingue minoritarie. Assessore, ieri le dichiarazioni del senatore Menia che ha presentato una norma di legge che non riguarda il friulano, ma ha detto che il friulano non va insegnato a scuola. In realtà il friulano rientra tra le 4 lingue che caratterizzano la specialità del Friuli Venezia Giulia. Ovviamente io non entro nel merito e non mi presto a una polemica di carattere politico. Quello che posso dire e confermare è che questa è una regione che ha 4 lingue riconosciute formalmente, che grazie alla presenza di queste lingue abbiamo la tutela speciale che ci è fornita da un quadro legislativo che ci offre un'ampia autonomia che ormai è giustificata solo da questo aspetto e che quindi il compito istituzionale dell'amministrazione regionale del passato, di questa attuale in modo particolare e anche delle future, sarà quello di valorizzare e continuare a promuovere quelle lingue. In particolare sul tema della scuola in questa legislatura abbiamo lavorato tanto con Arlef e con le direzioni competenti per poter promuovere ancora di più l'utilizzo proprio nelle scuole, l'insegnamento nelle scuole del friulano con un processo impegnativo che ha riguardato il tema delle certificazioni in collaborazione con l'Università di Udine, quindi con altri soggetti pubblici coinvolti, e questo ha portato dei risultati importantissimi, con una richiesta massiccia da parte delle famiglie di poter aderire a queste iniziative e quindi di poter far frequentare anche i propri figli l'insegnamento del friulano a scuola. Sullo sloveno sappiamo che quella dell'insegnamento a scuola è una realtà consolidata ormai da anni, è presente ancora in misura maggiore, quindi penso che la direzione su cui questa e tutte le future amministrazioni che verranno dovranno confrontarsi e dovranno cercare di fare sempre in meglio, anche perché è quello che i nostri cittadini ci chiedono. Cambiamo argomento per dare un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà. È stato sottoscritto questa mattina in prefettura a Udine un protocollo d'intesa che grazie alla Fondazione Friuli mette sul piatto fondi per i nuclei in difficoltà a causa del caro bollette e non solo. Contro la crisi energetica a favore delle famiglie. Questa la sintesi del protocollo d'intesa sottoscritto dalle prefetture di Udine e Pordenone, Fondazione Friuli e la Caritas diocesana di Udine e di Concordia Pordenone. Uno strumento per aiutare a pagare le bollette chi è in difficoltà, ma anche per pensare a interventi di risparmio energetico in casa. Assieme a Intesa San Paolo abbiamo stanziato per questa iniziativa 300.000 euro. È un'iniziativa che vuole essere sì un sostegno, un supporto economico, ma soprattutto grazie alle Caritas vuole essere un accompagnamento nelle famiglie verso il corretto utilizzo delle risorse, risparmio energetico e anche una sana gestione del bilancio familiare. Una partnership tra prefetture che è una novità e dimostra quanto alla tematica siano attente le istituzioni. Infatti è una sinergia nuova, molto particolare, e poi c'è la Caritas, le 2 Caritas che co-gestiranno attraverso i punti di ascolto gli opportuni supporti alle famiglie in difficoltà per approvvigionamenti alimentari, per mancato pagamento delle bollette, quindi con tutte le conseguenze che possiamo immaginarci, e sul pagamento dei fitti. Tutte esigenze che sono a questo punto esigenze fondamentali, preliminari per comunque la sopravvivenza e per la tenuta dello Stato sociale. Anche gli enti territoriali, cioè quindi i comuni, anche altre associazioni possono unirsi in una rete di sostegno sociale che già in questo territorio è molto forte, che possa diventare un ulteriore punto di riferimento per le famiglie. Si è chiuso a notte fonda il tavolo al Mise su Varsila. C'è ora un accordo che consentirà di proseguire la produzione mentre si cerca un nuovo imprenditore disponibile a investire nell'area.
Chiedevano tempo e alla fine tempo hanno ottenuto. La vertenza Wärtsilä si avvia verso una soluzione dopo una trattativa iniziata a luglio, quando l'azienda ha comunicato l'intenzione di dismettere la produzione dei motori a quattro tempi con 450 esuberi che raddoppiano con l'indotto, e che ieri potrebbe essere arrivata una soluzione che sicuramente non rende felice tutti, ma almeno accontenta le parti. Il gruppo finlandese ha confermato che fino al 30 settembre 2023 non sono previsti licenziamenti. A quel punto verrebbe effettivamente aperta la procedura, che con la modifica della norma prevede una durata di 6 mesi, a cui poi si aggiungono almeno 12 mesi di cassa integrazione, un totale di 2 anni e 3 mesi che dovrebbero essere un lasso di tempo sufficiente a trovare una realtà industriale disposta a investire sullo stabilimento. Wärtsilä in ogni caso ha annunciato la volontà di ridurre di 50 unità gli esuberi a fine procedura e sta lavorando con un proprio advisor, oltre al lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico e della Regione. Wärtsilä poi investirà ulteriori risorse per ricerca e sviluppo proprio a Trieste. Giovedì l'accordo verrà presentato ai lavoratori durante l'assemblea e, in caso di voto positivo, firmato anche dalle parti sindacali. Sarà l'ultimo step che chiuderà il picchetto e sbloccherà la fabbrica, che da luglio di fatto ha visto uscire solo 12 motori, e solo dopo una trattativa estenuante con la concessionaria Daewoo e una sentenza del Tribunale del Lavoro che ha azzerato la procedura, è richiesto un cambio del management italiano, passato dalla presidenza di Andrea Bocchicchio a quella di Michele Cafagna. E caccia ai fondi del PNRR per ultimare i lavori di sistemazione del mercato ortofrutticolo di Udine. L'ambizione del comune è quella di avere la più grande piattaforma di conservazione e distribuzione del Triveneto. Domani si apre il bando del PNRR per l'adeguamento del mercato ortofrutticolo di Udine. Un primo lotto è già partito, ma il progetto è ora in attesa di nuovi adeguamenti. Abbiamo deciso come amministrazione comunale di aderire al bando per il PNR, che riguarda praticamente il vecchio mercato ortofrutticolo, cioè tutto l'assetto del vecchio, e quindi noi vogliamo adeguarlo dal punto di vista energetico, in modo che sia autonomo, autosufficiente, ma soprattutto tutta una serie di meccanizzazioni e automatismi. È un progetto che praticamente è all'avanguardia. Sarà non solo il primo della regione, ma comincia a diventare, se va in porto il tutto, anche uno dei più importanti del Triveneto, perché veramente Udine, con questi servizi e con questo adeguamento, è praticamente il più avvantaggiato, ecco, perché è al centro della regione, ma soprattutto al centro anche della viabilità con la Slovenia e l'Austria. È stato sottoscritto a Trieste il passaggio di proprietà di alcuni edifici di Portovecchio alla Regione. Investimenti però sono previsti anche a Udine, in particolare relativamente alla caserma Osopo. 8,5 milioni di euro per acquistare 4 zone del Portovecchio di Trieste, tutti adiacenti, dove raggruppare le oltre 4 sedi sparse in città. La Regione ha sottoscritto oggi l'acquisto di capannoni e magazzini che, si auspica, in 5 anni verranno progettati e riqualificati. Il presidente Massimiliano Pedriga ha sottolineato come sia un investimento che guarda al futuro e che verrà recuperato in 10 anni grazie anche a una migliore logistica. A immaginare l'operazione l'assessore Sebastiano Callari, mentre le zone sono state acquistate direttamente da autorità portuale e consorzio Ursus. Investimenti che, con 3,5 milioni di euro, saranno fatti anche a Udine. Abbiamo cominciato in realtà un po' di tempo fa a Pordenone, lo stiamo facendo su Trieste, e anche la caserma Osopo, che ha usufruito di fondi del PNRR, il comune di Udine, per poter fare le attività. Non è riuscita a completarle, allora noi siamo intervenuti mettendoci delle risorse in modo che quella struttura possa essere data in concessione alla Regione per insediare il nuovo ufficio, che sarà l'ufficio per i pagamenti regionali, come sapete abbiamo acquisito nell'ultima legge. Quindi è una condizione in cui la valorizzazione di questi edifici va di pari passo con il suo migliore utilizzo. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, il friulano Luca Ciriani, presente a Pordenone, ha parlato dell'attività di governo sul fronte dell'immigrazione e del contrasto al caro bollette, raccontando anche il suo primo mese di lavoro a Roma. All'immigrazione incontrollata e il massimo degli aiuti possibili sul fronte del caro bollette. Questi i due temi sui quali sono concentrati gli sforzi del governo Meloni. A sottolinearlo è il pordenonese Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento e uomo di fiducia della Premier sul tema migranti. È netto:
L'Italia non può essere il terminale dell'intera immigrazione che proviene dal Nord Africa, non lo possiamo fare perché è impossibile, anche a volerlo fare astrattamente. C'era un patto per redistribuire gli immigrati, cosa che non è mai avvenuta. A un certo punto navi ONG tedesche e norvegesi caricavano immigrati e pretendevano di trasportarli in Italia senza aver neanche concordato con noi questo passaggio, e abbiamo dovuto dire che questo modo di intendere la politica di immigrazione è finita, che l'Italia non intende essere la porta spalancata mentre gli altri tengono la porta chiusa e che il problema va affrontato tutti insieme. Quanto agli aiuti a famiglie e imprese, dice, si sta usando ogni mezzo. Abbiamo col decreto cosiddetto aiuti quater stanziato 9 miliardi di surplus sulle bollette. Con la manovra finanziaria che il Consiglio dei Ministri ha approvato 10 giorni fa abbiamo stanziato altri 21 miliardi dei 31 a disposizione complessivamente per il caro bollette. Quindi quando sento parlare anche la CGIL di mobilitazione di sciopero domando: ma cosa avrebbero fatto loro al nostro posto se non difendere le famiglie e le imprese? Ciriani ripercorre anche i primi 40 giorni da ministro. È stato un inizio molto emozionante, sicuramente molto impegnativo, perché comunque sento la responsabilità di rappresentare questo territorio, questa regione, la gente friulana, e quindi dopo tanti anni, quindi un bel impegno, una bella responsabilità che cerco di onorare al massimo. È tutto, a seguire vi ricordo l'appuntamento con A Voi la Linea. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.